Oggi preparo un primo con pesce spada e melanzana. Servono anche dei pomodorini, della menta e qualche spicchio d'aglio. Ho preparato quello che serve: pesce spada tagliato a cubetti, lo stesso con la melanzana, pomodorini tagliati in quattro, mentuccia tagliata grossolanamente e spicchio d'aglio tagliato a metà. Inizio la preparazione. In una padella calda metto un po' d'olio abbondante e aggiungo la melanzana. La lascio rosolare fino a quando non sarà ben dorata. La melanzana è quasi pronta, aggiungo un po' di mentuccia, lascio insaporire un attimo. Tolgo dal fuoco e metto in un panno assorbente. Nella stessa padella metto ancora un po' d'olio, uno spicchio d'aglio, aggiungo il pesce spada, lascio rosolare un attimo. A questo punto sfumo con un po' di vino bianco, lascio andare qualche minuto finché l'alcol del vino non sarà evaporato. Aggiungo un altro po' di mentuccia, pesce spada pronto, metto da parte. Nel frattempo avevo messo dell'acqua a bollire, metto giù la pasta, nella stessa padella, ancora un po' d'olio, aglio, lascio rosolare un attimo, aggiungo il pomodoro,
Bene, aiutandomi con un po' d'acqua di cottura della pasta, lascio cucinare 5 minuti, le polverine di menta, lascio per 5 minuti. Pomodori pronti, tolgo l'aglio, aggiungo il pesce spada, la melanzana, pepe nero, e sale. Lascio insaporire tutto per altri 5 minuti. La salsa è pronta, se si dovesse asciugare troppo aggiungete un po' d'acqua della pasta, pronta anche la pasta. Aggiungo un altro po' d'acqua, la pasta l'ho tirata al dente, per in modo che altri 2 minuti la lascio in padella a finire la cottura. Sono passati 2-3 minuti e la pasta è pronta. Pronto per impiattare. Qualche fogliolina di menta fresca, spezzettata, un po' di mollica tostata, secondo me ci sta bene. Pronto? Fusilli con pesce spada, melanzana, pomodorini e mentuccia.